Un albergatore di Marghera è stato brutalmente picchiato per aver ripreso tre ventenni che stavano sporcando la vetrata del suo hotel. Il giovane è ora in ospedale assieme alla madre ferita. L'assessore del Comune di Venezia, Renato Boraso, accusato di chiedere favoritismi al pronto soccorso, è andato su tutte le furie, ora minaccia querele se non riceverà le scuse ufficiali dall'ULSS. Alta tensione tra Venezia e Bruxelles per l'utilizzo dei fondi PNRR per la costruzione del bosco dello Sport a Tessera. In attesa che la Commissione europea si esprima, continuano le polemiche politiche in città. E a proposito di PNRR per il Veneto, si tratta di una partita milionaria. Rischiamo grosso, dicono i Dem, fiduciosi gli industriali. Vertenza, Axo, Nobel, firmata la cassa integrazione straordinaria fino a fine anno per sostenere i lavoratori e il progetto di rilancio sottoscritto 2 settimane fa. Polizia locale e Guardia di Finanza di Venezia hanno scoperto 5 strutture ricettive totalmente abusive e oltre 40 irregolari. I ricavi non dichiarati superano il €500.000. Sorpasso delle donne al comando della sanità veneziana, all'ULSS 3 Serenissima accanto a 558 dirigenti uomini. Oggi ci sono 660 dirigenti donne, oltre 50 di loro rivestono incarichi di vertice. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. I fatti di Marghera, dove un giovane albergatore è stato brutalmente picchiato per aver ripreso 3 giovani che stavano sporcando la vetrata del suo hotel. Sono arrivati 3 ragazzi, forse stranieri, non si sa, e praticamente si sono messi a fare la pipì qua fuori davanti all'entrata dell'albergo. E mio fratello, come l'ha visti, ovviamente ha detto: scusatemi, ma non si può fare la pipì qua. E i 3 ragazzi subito l'hanno preso male e hanno iniziato a picchiare mio fratello. Calci e pugni a non finire, una furia selvaggia. Nemmeno i 3 clienti dell'albergo, che sono subito accorsi in aiuto di Alessio Wang, sono riusciti a fermarli. Uno di loro è stato scaraventato a terra e la madre del ragazzo aggredito è stata portata in ospedale, colpita anche lei per aver cercato di difendere il figlio. Un'azienda a conduzione familiare, l'Hotel Autostrada, che esiste da 19 anni. La zona è periferica, ma fatti del genere non si erano mai visti. Abbiamo visto di tutto, ubriachi, drogati, di tutto e di più, ma mai visto che qualcuno ti mette le mani addosso in questo modo senza che mio fratello abbia fatto qualcosa. Come sta suo fratello adesso? Non bene, ovviamente sta facendo ancora tanti controlli. E quello di accertato che ha avuto un trauma cranico, ha vomitato per tutto il viaggio, comunque da qua, per tutto il viaggio fino in ambulanza, in ospedale ancora ha vomitato. E poi praticamente ha delle fratture alle ossa dell'occhio. La polizia è intervenuta e ora scatterà la denuncia. Sul marciapiede ci sono ancora i segni dell'aggressione. Un pezzo di felpa strappato ad Alessio è rimasto davanti all'ingresso dell'albergo. Da quello che si è potuto capire, i 3 avrebbero un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Ora si attende l'esito delle indagini. Mai visti prima d'ora, non li conoscevamo, mai visti prima d'ora. E non sappiamo neanche chi siano, cioè non so cosa hanno in mente i ragazzi d'oggi. È andato su tutte le furie l'assessore comunale alla mobilità e ai trasporti, Renato Boraso, accusato di chiedere favoritismi al pronto soccorso, ora minaccia querele nei confronti dell'ULSS. Quando hanno visto che me ne stavo andando, qualcuno ha informato che mi sono leggermente arrabbiato, visto che mio padre è anche ottantenne e invalido al 100%, mi arriva una telefonata: ma torni qui a fare... Torni? Ma state scherzando? Ma cosa pensate, che siamo al mercato? Gli ho detto qui. Torni? Torni e che cosa? Era in attesa da 3 ore al pronto soccorso dell'Angelo e quando ha capito che sarebbe stato inutile aspettare ancora, l'assessore Renato Boraso ha perso le staffe e ha preso la porta. Passata un'ora, passata 2 ore, alla terza ora è uscita una del banco dell'informativo, mi fa: ma lei da quant'è che 3 ore e mio papà è invalido qua, stiamo aspettando sta via, ma guardi che non c'è mica oggi di domenica l'odontoiatra, il massillofacciale.
A quel punto da cosa sto aspettando? A questo punto vado via. Secondo l'Ulstre Serenissima di Venezia, però, l'amministratore avrebbe voluto forzare la mano ottenendo un trattamento di favore. Quindi, di fronte alle proteste e all'insistenza, la chiamata in ambulatorio è stata anticipata rispetto all'ordine del triage, per il quale era stato dato colore bianco, ma lui respinge le accuse. Ma perché io non mi sono mai permesso di chiedere favoritismi. È una cosa vergognosa quello che hanno dichiarato. Poi mettermi in bocca dichiarazioni mendaci, secondo cui io vorrei far pressione per aver favoritismi e pronti soccorsi, o mi chiedono scusa, altrimenti agirò con i miei legali nelle sedi competenti. Il pronto soccorso stigmatizza l'atteggiamento di Boraso nei confronti degli operatori sanitari che dedicano la loro attenzione alla malattia e al malato e non al ruolo istituzionale di chi lo accompagna. Lì in quel contesto mi sono accorto che sono Boraso, ma era mio padre l'ammalato, d'accordo? L'invalido al 100% che era d'accordo. Lì probabilmente hanno preso paura. La storia, insomma, sembra non finire qui. Voglio le scuse per dichiarazioni mendaci che hanno fatto nei miei confronti. Cioè io scriverò una lettera a Zaia personale. Insomma, il clima è tesissimo ed è tesissima l'aria anche tra Venezia e Bruxelles per l'utilizzo dei fondi PNRR per la costruzione dello stadio da calcio e di un palasport a Tessera. In attesa che la Commissione europea si esprima, continuano le polemiche politiche in città. Il nodo del Bosco dello Sport di Tessera si scioglierà tra un mese, quel mese in più che la Commissione europea si è presa per decidere se i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possano essere spesi per la costruzione di uno stadio da calcio e di un palasport, un progetto sul quale peraltro è arrivato anche un ricorso al TAR di Italia Nostra. Il governo, d'intesa con i sindaci e con i ministeri dell'Interno e dell'Economia, detto il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, predisporrà delle risposte di chiarimento sui progetti sotto esame, auspicando che si trovi una soluzione. Se Bruxelles prende tempo, il mondo politico veneziano è già da tempo diviso su come spendere i fondi del PNRR in città. È impensabile, e infatti non accade così in nessuna parte d'Italia, che un intervento del genere di milioni di euro sia finanziato completamente dal pubblico senza alcun intervento privato e di fatto avendone in realtà un beneficio soprattutto appunto le società private. Da questo punto di vista quindi non ci sorprende la bocciatura o comunque le critiche da parte dell'Unione Europea o i dubbi rispetto a tale tipo di intervento. Oltre che per il Bosco dello Sport di Tessera, altre perplessità della Commissione europea sull'uso dei fondi del PNRR in Italia riguardano il loro impiego per ristrutturare lo stadio Artemio Franchi dove gioca la Fiorentina, ma l'asse tra Venezia, Firenze e il governo, sostengono a Cafarsetti, chiarirà ogni dubbio. Il sindaco Brugnaro insieme ai colleghi dell'ANCI e al collega di Firenze Nardella si sono già sentiti con il ministro Fitto e faranno tutte le precisazioni del caso sugli ulteriori documenti richiesti dalla Commissione europea. Siamo fiduciosi che il ministro Fitto, comunque il governo italiano, che avevano già dato l'ok e già approvato i progetti del PNR, tra cui il Bosco dello Sport di Venezia, possa continuare ad andare avanti e possa anche dare quella spinta decisiva affinché si arrivi all'approvazione finale. Una partita che resta milionaria, anzi miliardaria, quella del PNRR per Venezia, per l'Italia e per il Veneto. Sono preoccupati i rappresentanti del Partito Democratico, più fiduciosi gli industriali, anche quelli veneziani, e c'è la posizione poi del governatore Luca Zaia. Facciamo il punto. Rischia il Veneto, rischia l'intero paese. Stiamo parlando di quasi 200 miliardi di euro che sono stati messi a disposizione dall'Europa con tasse europee sui cittadini europei, e il nostro paese, come è noto, è il paese che prende più soldi da questi grandi progetti, da queste 6 grandi aree tematiche, e all'interno di questo certamente il Veneto ha un peso di circa il 10%. Una partita miliardaria che sta scontando troppi ritardi, quella del PNRR, è scandita dai ripetuti allarmi degli enti locali, spesso sprovvisti del personale necessario anche per la stesura dei progetti. Tempi lunghi, burocrazia che non funziona, assenza di competenza all'interno della pubblica amministrazione, che non sempre è in grado, anzi spesso non è in grado di far fronte
a progetti di questo tipo, progetti a volte che non stanno in piedi. Ferrazzi porta l'esempio del nuovo stadio di Venezia, per cui la Commissione europea ha chiesto approfondimenti al pari del rifacimento di quello di Firenze, ma la questione non coinvolge solo comuni ed enti, la messa a terra spetta alle imprese. Il mondo industriale di Treviso, Padova e Venezia resta fiducioso. Io sono ancora positivo e confidente che possono arrivare i fondi e essere spesi per le opere previste, quindi adesso diamo fiducia al governo e diamo fiducia alla regione che possono portare tutte le risorse necessarie nel nostro territorio. Sullo sfondo le parole del capo dello Stato proprio sul PNRR. È il momento di mettersi alla stanga, ha detto Mattarella scomodando Alcide De Gasperi pochi giorni fa. E a proposito di citazioni: io sono un inguaribile ottimista, Don Sturzo diceva sono unitario ma federalista impenitente. E da autonomista impenitente dico che le risorse dedicate al Veneto devono venire in Veneto, non devono andare da altre parti, questo è poco ma sicuro. Dopodiché sul PNRR, l'ho detto fin dall'inizio, c'è l'articolo 21 che permette la rinegoziazione del trattato, qualora vi siano anche nuove esigenze, ad esempio il tema dell'aiutare le famiglie sui costi energetici piuttosto che fare investimenti nella riconversione green sta diventando prioritario ed è giusto che si investa, il che non vuol dire togliere risorse a chi già ce le ha. Dopo le dimissioni della metà più uno dei consiglieri del comune di Spinea, il prefetto di Venezia Michele Di Bari ha avviato la procedura di scioglimento del consiglio comunale. Contestualmente è stata nominata commissario prefettizio Paola De Palma, in servizio alla prefettura di Treviso, che sarà incaricata della gestione provvisoria del comune fino alle prossime elezioni. La cronaca sindacale è stata firmata la cassa integrazione straordinaria alla Akzo Nobel fino a fine anno per sostenere i lavoratori e il progetto di reindustrializzazione che era stato sottoscritto 2 settimane fa, dove si stabilisce la ricerca attiva per il tramite di un advisor già ingaggiato di acquirenti industriali disponibili a rilevare il sito produttivo e le maestranze. Ritorniamo alla cronaca, parliamo di una operazione congiunta di Guardia di Finanza e Polizia Locale. 3 strutture ricettive totalmente abusive e oltre 30 con irregolarità che hanno determinato 36.000 euro di sanzioni nei sestieri di Cannareggio e Castello a Venezia. A Mestre 2 strutture completamente abusive e altre 10 in situazione di irregolarità, spesso per indebiti ampliamenti della capacità ricettiva che hanno determinato oltre 35.000 euro di sanzioni. È il bilancio degli ultimi controlli della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Venezia tra Laguna ed Entroterra. I controlli fiscali hanno inoltre permesso di ricostruire ricavi non dichiarati per oltre $500.000 di euro a carico di titolari di locazioni turistiche e affittacamere che operavano in assenza di partita IVA pur esercitando l'attività in modo tutt'altro che occasionale. In 3 casi è scattata anche l'attribuzione di ufficio della relativa partita IVA tramite comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Intanto i carabinieri della motovedetta di Chioggia hanno sequestrato 1 tonnellata di vongole di mare per un valore di circa 6.000 euro ed elevato 4.000 euro di sanzioni, sequestro e multe. Sono arrivati dopo i controlli a 2 motopesca, in entrambi i casi di proprietà di Clodiensi, nel porto peschereccio di Scardovari. A Porto Tolle le vongole sono state rigettate in mare per il ripristino del ciclo vitale. Intanto l'Italia punta su Venezia e sul suo status di grande capitale della cultura per il rilancio dell'intero settore in Italia. Ne ha parlato questa mattina proprio a Venezia il ministro alla cultura Sangiuliano. Venezia, come è stato detto anche dalle istituzioni locali, è la grande capitale della cultura italiana. È uno dei punti di proiezione insieme a tanti altri, a Roma, a Firenze, a Napoli, uno dei grandi punti di proiezione della nostra dimensione culturale. Dal momento dell'insediamento del governo sono già parecchie le volte che il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano arriva a Venezia. All'Università di Ca' Foscari ha incontrato, oltre al presidente della regione Zaia e al sindaco Brugnaro, i rappresentanti cittadini del mondo accademico, museale, della cultura e dello spettacolo. Il dialogo fra le istituzioni e il Ministero della Cultura è fondamentale, ha detto la rettrice Tiziana Lippiello. Serve un piano condiviso per la nostra cultura e la sua valorizzazione nel mondo. Ho sentito che anche altre istituzioni culturali hanno parlato di formazione. Dobbiamo mettere al centro della nostra collaborazione i giovani, perché sono fonte di innovazione e creatività, e questo lo stiamo facendo già con altre istituzioni. Se la cultura è una proiezione della nostra nazione nel mondo, la levatura di Venezia la pone al centro di un progetto che intende valorizzare appieno
meno l'immenso patrimonio italiano. Venezia avrà e deve avere un grande ruolo in quella costruzione dell'immaginario italiano di cui io parlavo. Poi ci sono gli interventi concreti che noi quotidianamente studiamo con il sindaco e il presidente della regione, volti a migliorare, a preservare, a tutelare, come ci dice anche l'articolo 9 della Costituzione, il patrimonio italiano. Il potenziale di una nazione non è rappresentato esclusivamente dalla sua forza economica e militare, ma anche dalla capacità di diffusione della propria cultura e dei propri valori storici, è il cosiddetto soft power. I beni culturali che abbiamo in questo paese sono una grande fonte economica anche per noi. Molti turisti, ma non solo, le famiglie, i giovani, scelgono l'Italia per la ricchezza dei beni culturali e la varietà paesaggistica e culturale e architettonica. È un paese di cui dobbiamo essere più fieri e questo è il soft power. Sorpasso per certi versi storico delle donne al comando della sanità veneziana. Dopo la pandemia l'ULSS 3 Serenissima ha assunto 158 nuovi dirigenti accanto a 558 dirigenti uomini. Oggi ci sono 660 dirigenti donne. Oltre 50 di loro, mai così tante, rivestono incarichi ai vertici dell'azienda sanitaria. Più in generale, dei circa 8.000 dipendenti dell'azienda, oltre 7 su 10 sono donne. Rispetto a 5 anni fa, tra entrate e uscite, le dipendenti sono 500 in più, i dipendenti 30 in meno. Ospite di Ring, la trasmissione condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, il professore dell'Università di Padova Andrea Rinaldo, che ha vinto il Nobel dell'acqua. Ne hanno parlato tutti. Con lui abbiamo parlato di come poter salvare Venezia dall'innalzamento del mare. Il problema cronico è l'innalzamento medio del mare e la preoccupazione per il fatto che non esiste un piano, a oggi che tenga in conto di questo è una preoccupazione grande, anche perché se abbiamo impiegato 60 anni a fare il Mose è ragionevole che per metterci d'accordo su cosa fare per Venezia ce ne vorranno almeno 80 anni. A quel punto o partiamo adesso o è già troppo tardi. Non è che se riempiamo l'Italia di impianti di desalinizzazione evitiamo che l'area si innalzi, no? No. Certamente no. E cosa si può fare? No, appunto, sul tema di Venezia è complicato perché è un problema, c'è ambiente costruito, spesso non è rilocabile. L'ambiente naturale magari sì, insomma, ma la città di Venezia non è rilocabile altrove. Allora, quali possono essere le soluzioni che rivedono l'assetto della città, il suo rapporto con l'entroterra, il suo modello di sviluppo economico-sociale, i servizi di ecosistema che si perderebbero? Cioè, se con 1 metro di medio mare in più il Mose va chiuso 260 volte all'anno, non è più la stessa laguna, non è più niente di questo. È già il momento di occuparsi di Venezia 2.0, cioè di Venezia nel futuro. Lo dico da veneziano, o da ex veneziano, come vuole, che è innamorato della sua città. Chiudiamo con questa analisi l'edizione di stasera. Vi lascio al meteo, è tutto, buona serata. Bentrovati al meteo. Pressione più debole sul nostro territorio, il tempo si mantiene buono giovedì 30 marzo, nei giorni successivi invece maggiore variabilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo un ampio soleggiamento, con il passare delle ore alternanza di nuvole e rasserenamenti con più nubi e non si escludono in serata deboli precipitazioni sui monti fin verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento, minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 14 e 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo sereno con progressivo aumento della nuvolosità, anche in questo caso durante la giornata. Dalla sera piogge sparse. Soffierà vento da sud, anche moderato sulla costa. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancherà il sole, qualche addensamento verso sera con locali rovesci. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 19-21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.